Io sono Roberto Bonotto, rappresento Fomete per l'Italia. Il prodotto citato da Arnaldo Bovolenta, Organ Top, è un fertilizzante organo minerale. Già questo termine fa capire che la sua composizione è in parte organica e in parte minerale. In breve, gli elementi principali sono che la componente organica è una componente fermentata in maniera naturale e conseguentemente reca anche nell'utilizzo, poi nella distribuzione al terreno, un contenuto di microbiologia attiva che al giorno d'oggi è sempre più importante perché aiuta lo sviluppo radicale e aiuta anche il riequilibrio di terreni che per tanti anni sono coltivati con colture estensive. La componente minerale è assolutamente solubile, quindi il titolo complessivo è un 9-20, quindi 9 di azoto in parte organico e in parte minerale e il fosforo in parte organico, ma la componente minerale che è predominante è assolutamente solubile. Questo è importante dirlo perché è l'effetto starter, diciamo così, che all'inizio aiuta soprattutto, ripeto, la radicazione. Organ Top tra l'altro risponde non solo all'aspetto nutrizionale, che ovviamente è abbastanza il primo a cui pensare, ma anche è stato studiato al suo tempo, perché ormai sono 4-5 anni che lo proponiamo, lo utilizziamo con successo, direi, ma risponde anche alle esigenze del disciplinare della carta del mulino, a quei concetti un po' più ampi che sono la sostenibilità, la maggiore efficienza dei mezzi tecnici, quindi è stato inserito anche per questi aspetti più ampi. La novità di quest'anno riguardo il prodotto è che oltre il formulato è in una forma pellettata, però quest'anno abbiamo anche proposto la soluzione del micro pellet, quindi è un pellet più piccolo, siamo sui 3 mm di lunghezza e 1,5 mm di diametro. Questo va specificato perché può essere interessante anche per la localizzazione di colture estive quali il mais, e quindi utilizzato con 150 kg per ettaro sulla fila. Sul grano ovviamente viene distribuito a spaglio e siamo attorno, in base un po' alla realtà in cui ci si pone, questa è una di quelle, intorno ai 300 kg per ettaro in presemina.